Partecipata assemblea si è svolta giovedì 15 settembre ad Agrigento a Porta di Ponte, un'expo con tanti pannelli esposti, un sit-in per il clima. Tra gli obiettivi in argomento un modello di sviluppo ecosostenibile, per dire no al rigassificatore in zona caos, per uscire dalla crisi della schiavitù delle fonti fossili, per la vera transizione ecologica. L'evento ha visto la partecipazione di tanti cittadini ed è stato organizzato e voluto dal Movimento per la Sostenibilità e per la Difesa del Territorio e per contrastare la collocazione del rigassificatore a ridosso della Valle dei Templi. Sono Giovanni di Palma di Montechiaro e faccio parte di Trinacria, un movimento indipendentista regionale, e oggi siamo qui ad Agrigento per manifestare il nostro dissenso verso il progetto di costruzione di un rigassificatore a Porto Empedocle, che rappresenta l'ennesima opera che va a devastare completamente i paesaggi siciliani e l'ambiente siciliano per poter ottenere energia e fare profitto. Bisogna opporsi al rigassificatore perché rappresenta un progetto che dovrebbe andare a devastare completamente la Valle dei Templi, uno dei monumenti più importanti della nostra terra e uno dei monumenti più importanti del mondo, che infatti è riconosciuto come patrimonio dell'umanità, e andrebbe a creare dei danni ambientali senza precedenti, spingendo ogni giorno migliaia di metri cubi di acqua inquinante all'interno dei mari, andando a devastare completamente una zona che invece è fondamentale per la popolazione che ci vive, perché non solo sono delle spiagge splendide, ma sono anche dei luoghi di pesca. Andrebbe a distruggere del tutto un settore dell'economia così importante per la popolazione locale, ed è per questo che noi ci opponiamo al progetto di rigassificatore e ci opponiamo a tutte quelle grandi opere inutili che vogliono fare profitto a favore di pochi, devastando completamente la terra siciliana, che si troverebbe a vedersi devastata, a ritrovarsi tutta inquinata con migliaia e migliaia di persone, per forza di cose riduce l'ambiente in condizioni talmente disastrate da costringere la popolazione ancora una volta alla fuga. Mi chiamo Paolo Cilona, sono un operatore culturale. Ritengo che questa iniziativa debba essere seguita dall'intera popolazione agrigentina e non solo, perché il futuro del territorio appartiene a tutti. Il rigassificatore non renderà un futuro certo, ma creerà dei problemi grossissimi allo sviluppo turistico e culturale della nostra terra. Noi dobbiamo vivere di turismo, di cultura e di promozione. A noi interessano strade, autostrade, aeroporti e porti. Queste iniziative, rigassificatori, centrali nucleari, e pali eolo eccetera, non ci interessano. Questi li debbono fare nei luoghi che si prestano, non nei luoghi dove vive la cultura e la promozione. Il rigassificatore a ridosso della casa Pirandello è un'offesa al grande drammaturgo agrigentino. Considerando che Porto Empedocle è una città marinara dove c'è una flotta peschereccia, quel tratto di mare sarebbe interdetto alla navigazione, e non solo alla navigazione, ma poi anche ci sarebbe un abbassamento di quello che è la temperatura delle acque, oltre a un grosso rilascio di cloro che serve come antivegetativo e antighiaccio. Questo comporterebbe un notevole danno a quello che è l'ambiente marino, ne risentirebbe la fauna e la flora ittica. E ora ci ritroviamo con dei resti abbandonati, un'area che doveva essere bonificata e non è stata bonificata. A noi abbiamo detto al sindaco di Porto Empedocle, ma non gliel'abbiamo detto a parole, gli abbiamo scritto una nota via PEC con la quale gli abbiamo detto: guardi sindaco, tanti cittadini, attuale sindaco, volenterosi, non sto parlando di te, tu non sei più sindaco, tanti cittadini buon per te, volenterosi sono disponibili a piantumare a loro cura 5.000 piante al posto di questa, diciamo, area abbandonata, dismessa, improduttiva, per trasformare un'area abbandonata in un parco urbano da mettere a disposizione non solo per la città di Porto Empedocle, ma di tutto il comprensorio fino a Caltanissetta. Perché io immagino i nisseni che arrivano ad Agrigento e spesso vanno in zona caos, se possono avere un'area di ristoro, di accoglienza, di divertimento, di intrattenimento a loro disposizione, compreso noi agrigentini o gli empedoclini che potrebbero offrire. Noi abbiamo detto un'area attrezzata per i giovani,
per chi vuole fare un investimento anche di carattere artistico, produttivo in quest'area, ma tutto sostenibile, siamo disposti ad agevolare questi processi, anche per andare oltre questo piano che abbiamo presentato, che è un piano programmatico ma è un piano di massima, di trasformarlo in un vero progetto esecutivo e vedere dove troviamo i contributi. Il PNRR ha questa funzione, quella di agevolare i processi nelle zone in cui ci sono persone che pensano e in grado di trasformare i pensieri in progetti, cose che i comuni non sanno fare e non possono fare. Quindi il PNRR, che ha stanziato il 40% delle risorse, cioè rispetto a 209 miliardi arrivano nel Mezzogiorno d'Italia 80 miliardi, di cui 27 arriveranno in Sicilia, verranno restituiti perché i comuni non sono in grado, non hanno le risorse, non hanno le competenze, non hanno gli uffici adeguati a poter fare progetti di questo livello, e poi se le piglieranno a Modena, a Reggio Emilia, a Torino, a Milano, dove già sono finiti i fondi della coesione territoriale. Gli ultimi 20 miliardi che Conte ha presentato a Reggio Calabria sono state già dirottati al nord con la scusa del Covid. Allora, il problema di questo territorio è un problema gravissimo, perché non mancano le intelligenze. Le intelligenze non sono messe a frutto perché la politica non si avvale dei soggetti che prevalentemente vogliono soggetti che prendono ordini, e i soggetti che prendono ordine ovviamente non hanno la capacità di fare queste cose. Allora, noi non vogliamo sostituirci alla politica, vogliamo contribuire a suggerire, a promuovere, a dare indicazioni su cose che conosciamo e gli altri probabilmente non so se le conoscono, ma in ogni caso hanno atteggiamento strabico o indifferente.